Io sono Ruggero De Zorzi e sono qui da più o meno 20 anni. Dunque, questa è una piccola attività che nasce a Venezia nel 1965, ok? Nel 1965 attraverso mio padre. E cosa succede? 20 anni fa ho deciso di collaborare con mio papà e di diventare praticamente parte dell'attività, parte di questa piccola realtà veneziana, artigianale, dove si cerca sempre il massimo della qualità, il massimo della lavorazione. Noi abbiamo questo piccolo negozio dove praticamente dove vendiamo il prodotto. In parte vengono fatte qui e poi abbiamo un altro laboratorio dove per fortuna dopo nel corso degli anni abbiamo dovuto un po' ampliare la lavorazione perché non ci stavamo più e quindi abbiamo usato macchinari più importanti, più grandi, quindi qui non ci stavano, e abbiamo un piccolo laboratorio dove si dedica completamente alla lavorazione soprattutto di queste borse intrecciate, diciamo che sono un po' più difficili da fare. Visto già da 20 anni a sta parte una differenza enorme, perché comunque alla fine adesso è un commercio, un turismo mordi e fuggi, cioè, però che ci sia una speranza che ritorni un pochino magari il piacere di comunicare con la gente e soprattutto che ci sia sempre più gente che apprezzi questi prodotti locali fatti a mano e non questi numeri enormi di negozi cinesi che sono un'invasione e che danno tutti lo stesso prodotto di misera qualità, insomma, tutto qua. Di toccare con mano i prodotti, di guardare anche internamente, di non fidarsi solo del made in Italy interno, della semplice marchio, ma di toccare la qualità con mano, di capire se ha un senso spendere 10 euro per un prodotto o spenderne molti di più ma per avere qualcosa di originale, e in poi di non farsi ingannare da tutte queste cose fasulle che ci sono in giro, questi prodotti che sono appunto marchiati made in Italy, che però non hanno niente di made in Italy, che alla fine sono delle copie, delle vere e proprie copie fatte con prodotti chimici, tossici, che sono molto molto pericolosi anche per la pelle, e i giornali ne hanno parlato a lungo, e di capire che se un prodotto viene venduto a 1 euro e invece magari vedere altri negozi che ce l'hanno a 50-60 euro, c'è sempre una motivazione dietro, c'è sempre un qualcosa che spiega la qualità, e il prezzo deve essere proporzionato alla qualità. Non si può spendere 1 euro e avere un prodotto di qualità marchiato made in Italy. La città cambia, le richieste cambiano, però siamo sempre più convinti che dare al cliente qualità sia una cosa sempre giusta e che premia sempre.